Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro è il direttore di gara che ha fischiato proprio in questo istante l'inizio della partita. Battuta il calcio d'inizio con il Catania che prova a trovare uno spazio con Jefferson redivivo dopo i problemi di febbre della scorsa settimana. Ruba un pallone lì in mezzo al campo, formazione rossazzurra con la possibilità per Rizzo di cercarsi lo spazio tra la maglia di difensori e centrocampisti della formazione allenata dal tecnico Alessandro Monticciolo. All'indietro e poi a spedire il pallone dalle parti di Mascari che raggiunge di testa, poi perfeziona invece il disimpegno Rapisarda. Siamo all'altezza del cerchio di centrocampo, Lodi controlla che il pallone arrivi a Lubistani senza difficoltà. Siamo sul settore di sinistra adesso dove opera Sarno, deve girarsi con questo lancio che non lo raggiunge se non dopo l'intercetto da parte di Rizzo, e proprio in questo momento Sarno, poi Rapisarda all'indietro, prova la manovra avvolgente la formazione rossazzurra con Castellini e con ancora il Catania che non molla la presa. Avanza anche Lorenzini, si fa vedere Lubistani sul settore di sinistra del campo dove c'è invece Forchignone, non viene servito. La linea di centrocampisti compatta e qui sicuramente nel settore di centrocampo verrà giocata una partita nella partita. Siamo in inferiorità numerica sotto un profilo squisitamente tattico. Catania ha 3 centrocampisti, il Trapani ne schiera 5 e se il Trapani dovesse improntare anche una partita a viso aperto avremmo comunque 2 esterni da dover andare a contenere. Sbaglia l'appoggio Sarno, mette in difficoltà, interviene Lodi, poi Rizzo, un rimpallo lo favorisce però, può avanzare, palla al piede, lo bloccano con le cattive mentre l'arbitro non vuole suggerimenti da Francesco Lodi. Si rialza nel frattempo Palermo, è stato lui a subire il fallo. Rapisarda che ritorna anche lui, se ne è avvertita l'assenza in l'elastico che è stato uno dei leitmotiv più convincenti della Catania. Mentre attenzione, siamo all'altezza della limite dell'area di rigore, Forchignone non riesce ad agganciare il pallone, non lo fa suo, si allunga troppo, però sotto il profilo della fluidità della manovra mi sembra che sia una Catania che abbia cominciato quantomeno questi primi 3 minuti di partita in maniera totalmente diversa da quella bruttura che ci siamo lasciati alle spalle domenica scorsa. L'approccio alla gara è fondamentale, Angelo, l'approccio alla gara deve essere sempre feroce, soprattutto in casa. Non puoi permettere agli avversari di giocare facile, devi creare pressione in tutte le zone del campo. Kosoman nel frattempo ha guadagnato un pallone, può provare il drop di sinistro, il giocatore riesce però a calciare, palla che si perde alta sulla traversa, giocatore ucraino, palla alta. È giocatore pericoloso tra l'altro. E ci dobbiamo aspettare tante di queste giocate da Kosovan, un mancino terribile, un gran calcio, ha fatto parecchi gol sia in Serie D che in Lega Pro, quindi giocatore sicuramente di categoria superiore. E ricordiamoci che questo Trapani è partito male, ma nasce come antagonista tra le formazioni sicuramente meglio attrezzate per questa categoria. Lo affrontiamo oggi su un terreno di gioco che comunque ha ritrovato non soltanto i colori ma anche le caratteristiche di un terreno di gioco che non ha nulla a che vedere con il campionato dilettantistico. Rapisarda prova a sfondare, non riesce per l'intervento di interdizione che giunge sui suoi piedi proprio dall'ucraino Kosovan. Calcio di punizione, ritorna nella posizione di esterno a sinistra il 32 della formazione allenata da Alessandro Monticciolo. Finora fasi di studio di questa partita, ma fraseggio che comunque sembra essere
stato l'elemento ritrovato dalla Catania, anche perché il Trapani sicuramente non verrà qui a barricare, quantomeno ce lo aspettiamo. Riparte formazione rossa-azzurra, una linea compatta, 20 metri distanziano o poco meno la linea dei 3 difensori centrali, ai quali ovviamente si associano i 2 esterni. Diventa 5 quando il Catania prova ad affondare i colpi. Corsia di sinistra, Lodi raggiunge posizione centrale Forchignone, secondo errore su 2 palloni toccati. Può ripartire a questo punto il Trapani, attenzione, avanza il Trapani, palla al piede, nessuno va incontro al portatore di palla e succede che fortunatamente la sfera si spegne alta sulla traversa della porta difesa da Betters, ma non dobbiamo correre francamente questo tipo di problemi. Pipitone si era davvero trovato lo spazio per il tiro. Sì, Pipitone ha fatto una scelta sbagliata, perché poteva servire in verticale Mascari, che si era liberato quando c'era una superiorità numerica in questa transizione positiva che ha fatto il Trapani. Il Catania ha tardato a rientrare, c'è stato addirittura un momento in cui si era in 5 contro 2. Meno male che il rientro di Rapisarda ha rafforzato un po' la fase difensiva, la transizione negativa, e ci siamo salvati con la scelta errata di Pipitone. Sbagliati 2 palloni su 2 per Forchignone, questo poteva essere doloroso per il Catania, e speriamo che invece il giocatore trovi quelle che sono le sue caratteristiche essenziali, invece grande corsa, grande fisicità nei duelli. Il Catania deve pure trovare i calci di punizione dal limite, cosa che non succede più da tanto tempo. A valutare il coefficiente tecnico di questa squadra, se giocasse palla al piede con fraseggi anche in orizzontale a ridosso della linea che demarca l'area di rigore, probabilmente avremmo anche qualche soluzione in più. Si gioca sul segmento di sinistra, Forchignone cerca la testa di Jefferson, il pallone però sorvola il 79 della formazione rossazzurra. Buona la parte difensiva di Castellini, serve poi servizio sul versante di sinistra del campo, dove può andare Lubistani al centro, pallone inizialmente sbagliato, poi una serie di rimpalli, ed è il calcio di punizione che vi abbiamo già in un certo qual senso anticipato. Era quello che probabilmente, se giochiamo anche con fraseggio alla media distanza a ridosso dell'area di rigore, i giocatori avversari a volte sono costretti a commettere fallo. Così è successo difatti che Cangemi commesso fallo. È stata un'incursione molto importante di Palermo, che si è aperto molto bene sulla sinistra, è stato scelto al posto di Vitale, quindi Lubisciani terzino di ruolo sinistro, mancino sinistro, è un'occasione importante per poter diventare un titolare in quel ruolo inamovibile. Gioca col suo piede, gioca piede invertito. Esatto, e dare l'opportunità magari di scegliere a volte un centrocampo con 3 grandi, a volte un attacco con 3 grandi. Ecco, oggi Palermo ha questa anche grande opportunità e ha sfruttato in questa situazione la sua fisicità, la sua dinamicità, e c'è un calcio di punizione importante. Sceglie la mattonella Francesco Lodi, quello è il suo punto di battuta. Sarno resterà praticamente piantato lì, batte lui col sinistro il pallone che però intercetta la linea della barriera, poi c'è un fallo in attacco, l'arbitro ferma il gioco, comanda il calcio di punizione. Era stato Lorenzini ad andare sulla respinta della barriera, quasi ad intercettare il viso di Summa. L'arbitro correttamente ha fermato il gioco, si è ripreso con un calcio di punizione. Sarno non intercetta il pallone, l'anticipo su di lui in scivolata da parte dell'argentino Gonzales. Rimessa con le mani per il Catania, Rapisarda aspetta il pallone, ce l'ha a 3 piedi, non so cosa indichi l'arbitro. Chiediamo a questo punto a Marco Cardi che cosa gli pare di questi primi 9 minuti e quali sono le indicazioni anche emotive che vivi dalla panchina. Lo facciamo subito dopo gli sviluppi di questa rimessa con le mani, con il Catania. Rapisarda si fa in un certo qual senso costringere ad un tiro di facile lettura, Lodi all'indietro e Marco Cardi invece all'attacco.
Dicevi, Angelo, delle indicazioni emotive, sono proprio quelle che arrivano dalla panchina, tanti applausi, tanti incoraggiamenti nei confronti dei giocatori, di cui comunque si sta apprezzando l'approccio alla partita, poche indicazioni tattiche per il momento, la volontà sempre di cercare l'ampiezza e magari di cercare il cambio gioco da una parte all'altra del campo. Monticciolo dalla parte del Trapani molto attento alla fase difensiva e alle indicazioni che dà ai tre che compongono la linea arretrata. Ti racconto poi anche la grande concentrazione a inizio partita e anche la grande commozione nel momento in cui si è ricordato Sinisa Mihajlovic. Sbagliamo un pallone al centrocampo, lo recuperiamo però con volontà e forza. Prova Sarno all'interno del rigore, destro-sinistro, la battuta, il pallone rimpallato, poi fuori. Può ripartire invece di contro Cangemi, lungo lancio, Lorenzini protegge l'uscita fuori dalla linea che demarca l'area di rigore di Beters, la spedisce dalle parti ancora una volta del duo Rizzo-Sarno, mentre c'è qualche scintilla e adesso Rizzo non se le fa suonare da Cangemi, reazione immediata di Rizzo. Guardate, qui c'è Sarno, poi arriva Rizzo, su di lui arriva Kosovan, poi Cangemi prova a mettere un po' di pace. Cangemi è un giocatore importante che già l'anno scorso e 2 anni fa si è messo in mostra sia a Paternò che con l'FC Messina, giocatore molto dinamico che fa degli inserimenti e della qualità nel saper fare gol, le sue doti migliori, quindi giocatore da tenere sott'occhio. E in questo Trapani ci sono tanti giocatori provenienti dalla scorsa stagione del Paternò, il quale ovviamente noi da vicini di casa non possiamo fare che un in bocca al lupo. Lodi all'interno del rigore, prova la girata, Sarno non riesce ad agganciare, la posizione comunque sarebbe stata irregolare secondo la segnalazione del primo assistente Luca Granata di Viterbo, e perciò rimane soltanto il gesto atletico. Dicevamo, c'è tanto di Paternò in questa squadra, quella Paternò che invece quest'anno non ha ancora trovato la quadratura del cerchio, e ovviamente ai nostri vicini di casa non possiamo fare che anche a loro un in bocca al lupo. È stata la partita migliore che ha disputato il Catania in trasferta quest'anno e proprio per questo mi rimane impressa. Sì, oltre appunto Cangemi, in campo oggi c'è da titolare Mascari, che è un ragazzo del 99 che l'anno scorso è letteralmente esploso al Paternò, sì. Ha fatto un campionato incredibile, prima a Marsala e poi a Paternò, e oggi si ritrova a giocare in una piazza così importante come Trapani. E poi c'è Mangiameli che è in panchina, è un esterno sinistro. Sono tutti giocatori che ha portato l'ex tecnico Alfio Torrisi, che oggi ha dovuto lasciare il posto a Monticciolo da qualche settimana. Gonzales ha provato un lancio in avanti, ma non c'era assolutamente nessuno, né Mascari né Musso. Ha raccolto invece Beters al centro del cerchio di centrocampo, vanno in raddoppio di marcatura su Jefferson, può ripartire la molla del Trapani, che adesso con un pallone che spiova all'interno dell'area di rigore, un servizio diciamo inutile, perché pallone che sorvola all'altezza di Drone, la testa di Musso, e quindi nulla da fare. E invece Beters rilancia a fari spenti, poi Lodi sul primo rimpallo di prima intenzione, proprio a cercare il movimento in fase offensiva di Forchignone, che si è spostato. Adesso Sarno, il destro, poi il sinistro, lo scambio con Rapisarda, il pallone all'interno dell'area di rigore, prova, ma da quel lato ovviamente non c'era Lubistani, che era rimasto comunque precauzionalmente arretrato, e non c'era neppure Forchignone, che si era andato invece a cercare lo spazio dall'interno di sinistra all'interno di destra, e lì probabilmente andava un centrocampista, poteva essere Palermo quello che poteva scalare nella linea. Siamo arrivati al 14° minuto, il Catania, il fraseggio corto con Rapisarda che adesso raccoglie il pallone di Rizzo, pallone che all'interno dell'area di rigore, una serie di tocchi, poi non arriva neppure a Palermo. Attenti quelli della linea difensiva del Trapani. Musso, non c'è fallo su di lui. Rapisarda spedisce per Sarno, lungo traccia per
un inserimento improbabile, perché c'era lì davanti sicuramente Jefferson, ma era marcato in posizione più centrale. L'ha fatto a memoria questo passaggio senza guardare lo schieramento del compagno di squadra. Che ti pare di questo primo quarto d'ora? No, devo dirti che dal punto di vista agonistico la squadra è entrata in campo col piglio giusto, con la giusta cattiveria. È una partita difficile perché il Trapani se la gioca a viso aperto e ha delle qualità importanti nelle ripartenze. E in questa partita, diciamo, pesano i destini, magari non immanenti, ma anche in proiezione futura di tante persone, e reputo che sia assolutamente importante che il Catania comunque mantenga questo piglio anche nelle partite che non si autoalimentano da sola, come questo Catania-Trapani. Amici telespettatori, siamo giunti al 15° minuto, però finora non ci sono stati tiri in porta, fuori gioco nel frattempo da parte di Musso, gioco fermo, non ci sono stati tiri in porta da parte del Catania, 2 accenni da parte del Trapani, e visto che il gioco è fermo non possiamo non far intervenire Marco Carli. Sì, Angelo, anche perché ti do qualche notazione anche tattica, indicazioni arrivano per Jefferson nel venire ad aiutare i compagni a prendere il pallone. Vi dico anche che ricordiamo la situazione degli attaccanti delle prime punte del Catania in questa partita. Jefferson non sta benissimo, non c'era nella partita in Campania. Sarao sta peggio di lui, non è nemmeno in panchina. Di Litteri ovviamente già sappiamo, tanto è vero che in panchina c'è il giovanissimo della Juniores, Lorenzo Privitera. Fra parentesi, chiaramente applausi anche per l'atteggiamento, arrivano dalla panchina, di Rapisarda e di Sarno, che vanno a cercare il pallone spesso e volentieri, anche le seconde palle, quelle insomma che devono un po' più sporche, che devono essere recuperate. Ci si affida, lo sappiamo tanto, a questa catena di destra che ha fatto tantissimo nella fase in cui il Catania praticamente conosceva solo vittorie in questo campionato. Si è rialzato, grazie Marco. Lubistani nel frattempo, per lui una botta alla fronte, ma non ci sono conseguenze per l'esterno di sinistra della formazione della Catania, che nel frattempo si è rialzato. 180 circa sono i biglietti che sono stati venduti per i tifosi della Trapani, accolti ovviamente qui allo Stadio Massimino e collocati nella tribuna che ospita le tifoserie avversarie, in questo caso la più nutrita tifoseria interregionale. Siamo arrivati nel frattempo al 17° minuto con l'intervento da parte di Gonzales, apertura centrale e poi servizio in avanti per Musso, il controllo di Rapisarda, la palla fuori e si riprende con una rimessa con le mani. Intanto ti confermo, Angelo, che il Trapani ha cambiato per questa partita un po' il suo modo di giocare, sì, il sistema di gioco, il sistema tattico, perché Pipitone è sulla linea dei 3 centrocampisti, quindi c'è una difesa a 4 e Gangemi è molto vicino ai 2 attaccanti centrali, quindi diciamo che è un 4-3-1-2 quello Romano, che oggi... mi pare Romano quello più arretrato nella linea dei difensori, esatto, che normalmente invece in formazione dovrebbe comunque prendere una collocazione più avanzata, invece stabilmente collocato, quasi stabilmente collocato sulla linea dei difensori, perché da quelle parti c'è un signore con la maglia numero 30 che si chiama Sarno e lo va proprio a cercare, quasi una marcatura uomo sulla 30 della formazione rossazzurra. Guarda, lo segue costantemente. Nel frattempo Rapisarda, proprio Sarno, manco a dirlo, lo va a braccare numero 3 della Trapani fuori dall'area di rigore. Ancora una volta Peters la gioca con i piedi e poi il servizio per Romano, palla fuori, e ancora Catania che però non ha provato a cercare lo specchio della porta avversaria. Fraseggio e pallone che il Catania gestisce anche a volte con fraseggi importanti, ma finora non abbiamo mai raggiunto gli ultimi 20 metri in maniera efficace, se non
quando Francesco Lodi ha battuto un calcio di punizione, pallone deviato, intervento facile di Summa. Il resto sono stati invece 2 tiri persi distante però dai legni di Betters da parte del Trapani in 2 altrettante ripartenze. E ovviamente è una fase delicata di questa partita perché gli equilibri sono finora stabili lì in mezzo al campo, marcature serrate, nessun calo di tensione per quanto riguarda la linea difensiva del Trapani. E difatti Romano mette il pallone in gioco. Rapisarda, giochiamo però quasi sempre a destra. Carlo, abbiamo iniziato cercando qualche profondità a sinistra, ma il fraseggio parte quasi sempre dall'out di destra ultimamente. Sbaglia Lubistani perché non capisce la giocata del compagno di squadra Forchignone, che nel frattempo era andato a girare l'ostacolo. Meno male che riusciamo comunque a piazzare il pallone. Poi c'è un fallo fischiato da Francesco Lodi e mi pare assolutamente corretta la valutazione del direttore di gara. Abbiamo ancora una volta sprecato un pallone lì in mezzo al campo. Guardate, intervento di Lodi, non è ovviamente scattata nessuna sanzione disciplinare, ma mi sembra corretto il calcio di punizione. Ma quello che non dobbiamo rischiare invece è perdere palloni in fase di impostazione, gestirli così. Guardare un attimo prima il movimento del compagno di squadra. Ovviamente non si conoscono benissimo Lubistani e Forchignone. Lubistani perché è diventato titolare soltanto da poche ore, mettiamola così, da una giornata di campionato, e Forchignone che dopo un inizio importante adesso sta ritrovando la capacità di partire dall'inizio della partita. Battuta il calcio di punizione, prima col destro poi col sinistro, se lo aggiusta Flavio Romano. Palla però spedita ancora una volta alta. Sembra che le 2 squadre accennino a giocate di fioretto. Carlo. Si temono le 2 squadre, conoscono entrambe il valore dell'avversario e quindi non vogliono scoprirsi, non vogliono rischiare. E in questo momento c'è tanta battaglia in ogni zona del campo, secondo me con calma, con pazienza. Chi avrà più calma e più pazienza e più forza nel trovare delle situazioni un po' più sporche potrà portare a casa il risultato. Ha provato il lungo lancio a tagliare il rettangolo di gioco per la parte più corta. Rapisarda voleva servire Marco Palermo, poi non ci è arrivato, rimessa con le mani, pallone che approda al sinistro di Lodi, poi Sarno, solito controllo su di lui, bravo Sarno, aggira l'ostacolo, entra all'interno del rigore, c'è un calcio di punizione, siamo al limite dell'area di rigore, cartellino giallo che ovviamente giustamente viene spedito all'indirizzo dell'autore del fallo. Riguardiamola questa azione, guardate come Palermo abbia addomesticato il destro e poi sia arrivato con ovviamente il fallo. Bruno Placido De Pace, cartellino giallo per lui e calcio di punizione per noi. E vedi Angelo come è bravo Palermo a inserirsi nelle maglie della difesa avversaria, a trovare sempre la situazione giusta per buttarsi dentro. È un giocatore che ha queste caratteristiche molto importanti per il Catania, in quanto dall'altro lato Rizzo ha sicuramente caratteristiche diametralmente opposte. Tocco di Lodi, poi il pallone che è arrivato a Sarno, non ha cercato la profondità a Sarno, preferito la gestione del pallone sulla lungolinea che demarca 20 metri e poi lì è arrivato Palermo, il fallo di Bruno Placido De Pace, calcio di punizione. Siamo davvero all'interno della lunetta che demarca l'area di rigore, la potrebbe battere Lodi ma sembra che stavolta sia proprio Sarno intenzionato a battere il calcio di punizione. Gerarchie ed equilibri di una squadra anche sulle battute dei calci di punizione. Sarno, il tiro, pallone fuori di poco, ma quantomeno è ovvio, mani e capelli per Sarno. Calciata bene la punizione, calciata con criterio, sì. sul lato del portiere,
coperto dal portiere, quindi ha cercato di sorprenderlo. La palla è uscita di un soffio. Uscita di poco con al 24esimo sicuramente l'azione più pericolosa della Catania, che nasce da un fraseggio all'altezza del lungo lancio di Lodi, l'apertura per Sarno e poi il taglio in orizzontale, l'incursione di Palermo, il calcio di punizione battuto da Sarno. Per linee orizzontali la gioca Kosovan, poi De Pace, giocatore ammonito, attenzione, palla per Musso, la difende tra due avversari, pallone però ritorna nuovamente tra le maglie dei giocatori della Trapani, il calcio che il rimpallo che arriva proprio sulle spalle di Musso, attenzione perché ancora il Trapani, che pericolo, perché è arrivato davvero con grande autorevolezza anche Pipitone sul tiro, il controllo, il destro, limite dell'area di rigore, la parata sul palo di Beters e Pipitone che comunque fa capire insieme alla squadra che ovviamente il Trapani non è venuto qui a pettinare bambole. E il Trapani quando attacca lo fa con tanti uomini, fa tutte le transizioni positive con tantissimi uomini dentro l'area del Catania, e in questa situazione è stato abbastanza pericoloso. Occhio soprattutto a Musso, al suo talento, alla sua forza fisica, somiglia molto a Mascari, hanno due punte centrali con le stesse caratteristiche. Musso sicuramente ha più tecnica, Mascari più forte, sì, più potenza. È stato Musso ad intercettare involontariamente il primo tiro indirizzato alla porta di Beters, nell'azione che poi ha visto Pipitone scaricare il destro non troppo angolato, oltretutto nell'area di porta che era già presidiata da Beters. È pericolo per il Catania, uno per parte. Visto che siamo così, diciamo di poter dare la linea a Marco Carli, ma subito dopo che il Trapani imbastisca ancora questa azione, l'uscita di Beters, la linea a Marco. Continuano le indicazioni per cambio di gioco, la possibilità di allargare il gioco ovviamente in orizzontale da una parte all'altra del campo. Quando succede arrivano gli applausi, anche quando il pallone viene perso, come nel caso precedente che Rapisarda non è arrivato a prendere la palla. L'altra indicazione che vi do è quella di un Rapisarda che è vero che ovviamente deve spingere in attacco e sta lì sull'esterno, ma che è anche molto attento a Musso. Nell'azione precedente in cui si è arrivati al tiro del Trapani con la parata di Beters, Rapisarda è andato a stringere proprio su Musso per dare una mano ai due centrali. Certo è che questi lanci lunghi senza fraseggio intermedio in mezzo al campo arrivano quasi sempre ai difensori avversari. Questo è uno dei, diciamo così, limiti del Catania, anche se lì nella difesa del Trapani non ci sono imponenti corazzieri e quindi probabilmente potrebbe avere la meglio, salvo diciamo l'altezza di Gonzalez, che invece è murato sulla posizione di Jefferson. Rapisarda nel frattempo, apertura a destra per Sarno, solito controllo destro-sinistro, pallone all'interno dell'area di rigore, non ci arriva nessuno, lo vedono spiovere la sfera all'interno dell'area di porta, due rimbalzi e vanno fuori, cercando però anche la deviazione. Difatti il Catania guadagna il calcio d'angolo, primo di questa partita, che giunge al minuto 28esimo, risultato di 0-0 qui allo stadio Angelo Massimino. Sono stati venduti quasi 3.000 biglietti per questa partita. Lodi nel frattempo dalla bandierina, si fa vedere Rapisarda, svetta di testa ma non prende bene la mira, viene trovato e anticipato da Mascari, che nel frattempo si era andato a creare, diciamo, lo spazio anche nella linea difensiva, proprio ad evitare che un difensore potesse essere interessato dallo schema della battuta di gioco. Anche in questo, diciamo, particolarmente attenta la squadra di Alessandro Monticciolo, che finora ha giocato una buona partita. Sì, era uno schema che prevedeva che Rapisarda si inserisse all'ultimo momento sul secondo palo. Attenzione perché c'è Romano, palla al centro dell'area di rigore, la Catania
riesce a liberare con Castellini, poi Rizzo e ancora tentativo di interessare Jefferson, c'è fallo su di lui e con auguri sinceri agli amici veri, ci dicono i tifosi del Trapani, e questo non può che fare scoccare l'applauso giusto, corretto e coerente dello stadio Angelo Massimino. Andremo da quelle parti all'ultima di campionato e chissà, magari potremmo anche condividere una giornata importante anche tra le due tifoserie, che ovviamente sono affini, amiche, dovrebbe essere sempre così, ma intanto sul campo ovviamente il Trapani gioca una bella partita. Attenzione, libera male l'area di rigore il Catania e c'è calcio di rigore per il Trapani, perché Margioso è stato praticamente steso da Lorenzini e alla mezz'ora, al 30° minuto, l'arbitro non ha avuto alcun tipo di esitazione e di dubbio. Calcio di rigore, abbiamo noi pettinato qualche bambola di troppo e adesso ne paghiamo le conseguenze. Guardate il movimento, il doppio passo di Margioso, poi arriva Lorenzini, il pallone è lontano, lo riguardiamo ancora e già, sì, c'è calcio Tutto di rigore. nasce, Angelo, da un Sì. errore in disimpegno di Lubisciani e poi dentro area diceva un grandissimo allenatore che era Papadopulo: non bisogna mai entrare in scivolata se non si è sicuri di prendere la palla. E qui Lorenzini si è fatto praticamente ipnotizzare dal doppio passo, ma ha giocato davvero una buona partita. E adesso Kosoman va a battere il calcio di rigore. Kosovan contro Beters, piovono i fischi allo stadio Angelo Massimino, in silenzio ovviamente i 180 giunti da Trapani. Kosovan, il tiro e il gol. Il gol di Kosovan, che giustamente va ad essere applaudito dai tifosi del Trapani, che avevano issato qualche istante prima lo striscione di amicizia e solidarietà e di auguri ai cugini catanesi, ma adesso giustamente festeggiano per il gol di Kosovan, battuta impeccabile con la sinistro. Forte questo ragazzo, ne abbiamo parlato prima, e poi soprattutto lui se l'è cercato, lui se l'è procurato e è andato a battere questo calcio di rigore che ha gelato lo stadio Angelo Massimino. Vorrei subito la reazione alla panchina del Catania con Marco Carli. Marco, mi senti? Sì, Angelo, allora ti dico, vabbè, ovviamente l'esultanza con i giocatori del Trapani che sono in panchina, che sono andati fino quasi in mezzo al campo per, Ti chiedo del Catania. Per risultare da parte del Catania, invece applausi per tentare di dire ai giocatori non è finita, è 1-0 per il Trapani, continuiamo a giocare. Ti dico che poco prima dell'1-0 per la squadra granata è arrivata indicazione da parte di Ferraro, perché vedeva una squadra un pochettino troppo lunga in campo, di provare a stare più corti, e proprio Zeoli ha detto a Lodi: chiama i tuoi compagni, fai in modo che possiamo stare più corti in campo. Qualche minuto fa proprio Carlo Breve aveva detto che questi, quando attaccano con tante pedine, tanti giocatori, è un attacco corale che spinge all'interno dell'area di rigore almeno 3-4 unità, e il Catania lì doveva sicuramente aver avuto già qualche avvisaglia prima. Evidentemente è una squadra che adesso è destinata a trovare il gol del pareggio. Non è la prima volta che andiamo sotto di un gol, non è la prima volta che andiamo sotto di un gol, è capitato qui, non era mai capitato, sempre capitato in trasferta, che adesso allo stadio Massimino invece il Catania è chiamato a rimontare. Catania che oggi è chiamato a vincere questa partita, con tutto il rispetto ovviamente dei giocatori del Trapani, ma quello che sotto un profilo teorico va detto. In pratica tutto può succedere, come è successo qualche giorno fa. Sarno prova ad alleggerire su Rapisarda, guadagna il calcio d'angolo. Adesso aspettiamo una pronta reazione da parte del Catania. I minuti ne sono trascorsi 34, amici telespettatori.
lo stadio Massimino il Trapani è andato in vantaggio alla mezz'ora. Calcio di rigore battuto da Kosovan, portiere spiazzato, rigore assolutamente corretto. Sarno dalla bandierina di sinistra, pallone che spiova all'interno dell'area di rigore, una serie di rimpalli, poi ancora deviazione, ancora calcio d'angolo, non c'è fallo in attacco così come vorrebbero. Si era catapultato Castellini sul punto di intercetto, adesso va Jefferson a parlare col direttore di gara, avrebbe lamentato una spinta di troppo, l'arbitro ferma il gioco. Nel frattempo ci sono sportellate all'interno dell'area di rigore tra Lorenzini e l'avversario. Felipe Salvatore via piana e dice sia a De Pace sia a Lorenzini: ragazzi, a occhio, perché qui vi guardo tutti e due, non c'è trippa per gatti e al prossimo contatto fischio o dall'una o dall'altra parte. Lodi mette il pallone al centro, Lorenzini lo schiaccia di testa, ma rimbalzo facile, lettura altrettanto lineare da parte di Elia Summa, che diciamo ancora una volta Carlo Catania non ha tirato in porta se non sugli sviluppi di quei calci di punizione, quello battuto da Sarno, ma su azione giocata finora su palla in movimento non è arrivato. Invece sono arrivati i contropiedi, le ripartenze da parte del Trapani, i tiri anche così scemati fuori, ma poi è arrivato anche il calcio di rigore all'esito comunque di una avvisaglia che aveva visto già il Trapani nella precedente azione andare al tiro con Pipitone, campanello d'allarme che era suonato. Trapani che legge bene e non ne sbaglia finora neanche una. Jefferson lotta tra due avversari, il solito lancio alto che non è probabilmente né a livello estetico né a livello funzionale il sistema migliore in questo momento per cercare di snodare gli attaccanti di ruolo e il gioco che ormai tutti riconoscono del Catania, e questo dovrebbe essere probabilmente un monito per tutta quanta la squadra. Trapani che nel frattempo ha ovviamente ricompattato la linea difensiva, che abbiamo detto una linea difensiva a 4, perché su Monticciolo, su Sarno ha messo ormai stabilmente Romano, francabollato Sarno, mentre attacchiamo poco dal versante di sinistra. Lo facciamo adesso, lo facciamo anche male. Solo con Palermo. Esatto, solo con Palermo, che mi sembra che sia uno di quei giocatori che comunque è entrato nel mood della partita in maniera positiva. Il resto sì, fraseggio fin tanto che il Trapani te lo ha permesso. Finora però efficacia sotto misura e sotto rete alleggerita. Lodi lo batte bene questo calcio di punizione, poi la palla all'interno, il gol del Catania, dice no l'arbitro, ma è pazzo, ma la palla è entrata praticamente un metro, la palla è entrata un metro, non può fare così. Guarda lì che alza la bandierina, c'è un cartellino giallo, ma è incredibile perché Forchignone dice che la palla è entrata a mezzo metro. La sensazione che abbiamo avuto noi è nettissima e Forchignone giustamente si lamenta, ma adesso proviamo a rivederla perché Jefferson parla con l'arbitro, ma ormai ha detto la terza volta da lontano. Guardiamo, c'è Jefferson, il pallone che la varca tutto la linea di porta. Guardate, questo è il primo rimbalzo, la riguardiamo un attimo, grazie per la moviola. Noi ne approfittiamo in questo istante per ringraziare, eccole qui, questo è il momento, è la percezione che il pallone ha superato tutta qua. Questo è il momento, questo è il primo momento, questo vabbè, qua siamo già sulla fase di respinta, ma l'azione è quella precedente a questo intervento salvaporta. Lodi parla con Felipe Salvatore Viapiana, che nel frattempo ha tirato fuori dei cartellini gialli, ce ne parlerà Marco Carli. Io chiedo, nel frattempo ringrazio le nostre due regie, la nostra qui allo stadio sia anche quella allo studio. Abbiamo trascorso un anno solare bellissimo, grazie per i vostri contributi da tutte le parti. I tecnici sono davvero
anche loro, quelli che stanno dietro le telecamere, che noi non possiamo che ringraziare. Torneremo su questa azione e vi chiedo di rivedere prima del salvataggio sulla linea di porta, sul primo lancio della Catania, ma ovviamente ci sarà tanto da parlare. Minuto 40° adesso, al 38° minuto c'è stato il momento in cui il Catania ha maggiormente protestato per la mancata concessione di un gol. Stiamo preparando le immagini ancora una volta e nel frattempo chiedo a Marco Carli la percezione che ha avuto. Qui le immagini ci danno un'iniziale idea, se nel frattempo le abbiamo le facciamo rivedere ai nostri telespettatori, le guardiamo tutti quanti insieme e le analizziamo. Il gioco nel frattempo è fermo e chiedo a Marco Carli qual è stata la sensazione a bordo campo. Intanto ti dico, vabbè, da bordo campo, certo, da dove siamo noi il pallone sembrava Marco, entrato, un attimo, chiaramente. scusami Marco, ti sto facendo, ecco, stiamo rivedendo il momento in cui il pallone, reputo che varchi questo, prima di questo intervento, e quando va proprio a rincorrerlo, eccolo qua, se è qui il pallone che varca. La sensazione, non abbiamo una camera al centro, ovviamente non abbiamo la camera nell'interlinea, ma prima, ecco qua, questo dovrebbe essere dopo il palo e qua è il momento in cui il pallone potrebbe aver varcato la linea di porta, e dalla nostra regia ci dicono che ovviamente è una questione di centimetri, dobbiamo andarla a vedere. Ricordiamo che il regolamento vuole che tutto quanto il pallone varchi la linea di porta. Io reputo che sul primo pallone che approda all'interno della porta il pallone abbia varcato la linea, però francamente abbiamo una postazione, abbiamo 6 telecamere, ma ovviamente per un campionato di dilettanti è già un super lusso. Non abbiamo né l'ausilio della camera lungo la linea di porta, né tantomeno il VAR che avrebbe consentito di rivedere queste azioni. Però le proteste per questo gol non concesso al Catania rimane il risultato di 1-0 per il Trapani. Rapisarda, la lunga rincorsa di Rapisarda, si accentra, avanza, palla al piede, arriva Tanasil Kosovan e praticamente gli fa una diagonale perfetta. Nel frattempo c'è Jefferson che rimane infortunato per terra sull'altro fronte, distante dalle azioni di gioco. Non ci siamo accorti di cosa sia accaduto perché abbiamo seguito nel frattempo l'azione che si sviluppava in una posizione del campo diametralmente distante. Non so che impressione abbiate avuto voi nel rivedere. Questo è il momento in cui Rapisarda, e c'è il fallo, e c'è Jefferson che si è infortunato, e c'è il cambio per il Catania. Jefferson già era partito con le misure ridotte, ma adesso evidentemente Marco Carli da bordo campo ci saprà dare delle indicazioni. C'è proprio il cambio. Allora si sta scaldando De Luca, anzi si sta preparando proprio De Luca. Jefferson ha un Jefferson, vedete, lo vedete lì proprio alla esatto, gamba sinistra. È proprio esatto. Mentre Rapisarda lottava, avete visto le immagini grazie alla nostra regia che hanno fatto vedere la rincorsa di Jefferson e forse poi lo stiramento. Speriamo che sia soltanto questo, non sia qualcosa, però è chiaro che mi è parso uno stiramento. In quei casi, quando corri, si è proprio sentito tirare, reputo, l'adduttore. Sì, ed esce l'adduttore o il flessore, ed entra De Luca al posto di Jefferson. Adesso De Luca può, obtorto collo, giocare nella posizione che più gli conviene. 44 minuti. Carlo, nel frattempo che il gioco è fermo, ecco, passa proprio sotto la nostra postazione Jefferson e proprio passa davanti a Marco Carli. Marco che ha le mani sul viso, Angelo. Indubbiamente il dolore è certamente forte. Adesso proveremo anche a capire e avere qualche indicazione in più sulle sue condizioni. Si era capito subito, insomma, che la situazione era da
sostituzione immediata e infatti De Luca è entrato in campo al posto suo, ritornando al gol non gol del Nel Catania. frattempo, scusami Marco, sì, con Lodi l'apertura sulla versante di sinistra dove gioca Forchignone, avanza palla al piede, il numero 11 la formazione rossazzurra, scarica all'indietro, ci prova da tornare dalle parti di Lubistani, il pubblico rumoreggia perché in questo fraseggio il pallone non viene giocato in verticale, ma 4 minuti di recupero possono bastare ad un Catania che è andato vicinissimo al gol del pareggio, e Marco Cardi ci stava spiegando qual è stata la percezione dal campo. sì, innanzitutto hanno chiesto a noi, no, di capire se il pallone era veramente entrato, perché qui la sensazione è stata che appunto il pallone aveva varcato la linea della porta. Attenzione perché loro nel frattempo continuano ad attaccare, pallone che filtra all'interno dell'area di rigore, lo protegge il Catania con Lubistani, e fin tanto che non si perda fuori. E sì, dicevamo Marco che le nostre immagini non ci permettono, Esatto. abbiamo la sensazione, ma le nostre immagini sono da una camera centrale, che sul primo autentico tiro il pallone abbia varcato interamente la linea di porta, poi sui successivi rimpalli non abbiamo avuto la stessa sensazione. Chiaro che il pallone deve varcare interamente la linea, lo sappiamo, bisogna vedere se è entrato interamente. È chiaro che le lamentele sono state parecchie anche nei confronti dell'assistente dell'arbitro. Intanto ti dico che i minuti di recupero sono 4, non so se l'hai già detto tu. Lo avevamo già chiamati noi. In caso perfetto, per cui tante lamentele da parte del Catania, e ti ripeto, chiedevano a noi e qualche cartellino giallo di troppo. Qualche cartellino giallo che Forchignone. Esatto. Benissimo, è stato il primo ad andare a protestare all'indirizzo del primo assistente Luca Granata e anche di Salvatore Viapiana, che però da subito ha dato la sensazione di avere gli occhi puntati lì e di non avere convalidato il gol della Catania. Dico, a prescindere da questa situazione dove non voglio entrare, devo dire che il Trapani, che in questo momento è meritatamente in vantaggio, sta sfruttando soprattutto l'auto di destra dove Pipitone ha una verve importantissima, sta mettendo in grossissima difficoltà Lubistani, francamente, e Marigosu sta dimostrando di essere un play con i fiocchi, un 2001 che con grande dinamismo e personalità e tecnica sta facendo la regia in mezzo al campo con grandissima personalità. Che giocatore. Ma intanto invece i super titolati della Catania sono chiamati a dimostrare sul campo. Nel frattempo Rapisarda prova a percorrere l'auto di destra del campo, ma anche lì Flavio Romano, che partita sta facendo questo ragazzo, le legge tutte quante e va a chiudere nei momenti importanti. Lui marca ovviamente un tale che si chiama Sarno. Catania, che ricordiamo non gioca più con Jefferson, che si è infortunato sullo schienale, mentre attenzione Castellini, il traverso all'interno dell'area di rigore, lo allontanano, poi perfezione rinvio Cangemi, Alessandro Cangemi rispedisce la sfera dove Lodi la raccoglie, la riscodella, e questi lanci lunghi che trovano la posizione però irregolare di Sarno sul passaggio di apertura di Rapisarda. Sarno ha qualcosa da dire all'assistente del direttore di gara. Buona la sciabolata, ma altrettanto buona anche la lettura in fase difensiva da parte del Trapani, e vediamo che ci sono movimenti nella panchina del Catania. Sta per accelerare le fasi di riscaldamento Giuseppe Giovinco. Finisce il primo tempo allo stadio Angelo Massimino. Il Catania è sotto per 1-0 nei confronti del Trapani. Lodi va ancora a parlare col direttore di gara, vanno a parlare anche Palermo, ma l'arbitro si ferma, dice: ho visto tutto, so già benissimo la situazione e quindi andate dentro e lasciamo stare le cose.
Abbiamo concluso i primi 45 minuti sotto di un gol. Il Trapani ha realizzato un gol validissimo su calcio di rigore, lo ha battuto Kosovan, il fallo era stato commesso su Margioso e quindi si riparte con il risultato di 1-0, ma non per il Catania ma per il Trapani allo stadio Angelo Massimino. Catania 0, Trapani 1, la partita è ripresa da 44 secondi. Torniamo nuovamente in commento insieme a Carlo Breve per riepilogare i primi 45 minuti che hanno portato il Catania anche a dover modificare qualcosa davanti, l'infortunio muscolare a Jefferson e l'ingresso di De Luca praticamente allo scadere di frazione di gara. Nel frattempo attenzione perché c'è Sarno, il movimento di Sarno, il solito gioco a rientrare, alleggerisce sulla posizione centrale, l'arbitro non comanda il calcio di rigore che non c'è su De Luca, che nel frattempo ha uno screzio, può ripartire invece Kosovan all'indietro. Adesso non dobbiamo fare innervosire la partita e rischiamo di portarla su un clima che non aiuta chi deve pensare a pareggiare e perché no anche a vincere questa gara. E questo è il fallo che è stato commesso, calcio di punizione a favore del Trapani, lo batte capitano Fabrizio Carboni sulla versante di destra, ancora Carboni che domestica il pallone. La lettura in fase offensiva, il tiro dalla distanza del Trapani che comunque ci prova, lo fa ancora una volta con Mascari, palla che però si perde abbondantemente a destra della porta difesa da Betters. Io credo che l'allenatore del Catania in questo momento deve pensare a qualcosa di diverso, soprattutto pensare un cambio con Lubistani che in questo momento è in seria difficoltà, soprattutto anche nelle situazioni di ripartenza, gioca sempre palla dietro o in orizzontale, non rischia mai una giocata in verticale, cosa che non serve in questo momento al Catania. Il Catania deve cercare di spingere per trovare il pareggio. E il problema è che è un 2004, esatto, e altri in stavo 2004 proprio dicendo questo. Abbiamo Groz Bisogna... e poi un 2005 che è giovanissimo Lorenzo Privitera e quindi c'è poco da fare a meno che non si decida di fare scalare sulla corsia esterna di sinistra Castellini e provare probabilmente qualcosa di più anche sul fronte offensivo, ma c'è Marco Carli a bordo campo che forse le carte le può leggere meglio dai labiali degli allenatori in campo. Allora intanto ti dico Angelo che si stanno riscaldando Andrea Russotto oltre a Giovinco e Chiarella, sono questi i giocatori del Catania che in questo momento intensificano le operazioni di riscaldamento. Ovviamente non c'è stato nessun cambio nelle due squadre. Rapisarda, Sarno, il pallone, il colpo di testa, il gol di Palermo, il gol di Palermo che arriva con i tempi giusti. Vi abbiamo detto che Palermo era stato sicuramente il migliore dei primi 45 minuti e su quell'asse è arrivato il gol che finalmente riporta le due formazioni in parità. Marco Palermo è diventato davvero il salva Catania in alcune circostanze, con Sarno che gli mette un assist in velocità e Palermo l'incursione da interno e praticamente va ad imbucare perfettamente, non lo chiude Carboni, non lo guarda neppure Pipitone e Palermo con ottima scelta di tempo di testa insacca. Che gol di Palermo, numero uno. Classica incursione da 4-3 della mezzala che va a coprire il secondo palo, gesto pregevole con il terzo tempo e gran colpo di testa che porta il Catania in pareggio. Dicevo poco fa per quanto riguarda Lubistani che insomma in una rosa come quella del Catania ci devono essere le soluzioni per andare a cambiare un giocatore che non sta facendo bene, quindi le deve trovare il mister Ferraro e magari adesso con un risultato di parità raggiunto subito in apertura, pronti e via, la partita ritorna nuovamente in equilibrio. Pericolo e paura scampata, paura che è perdurata dal minuto 38esimo
fino a 1 minuto dopo il 48esimo giocato, il quarto della ripresa. Il Catania è arrivato proprio all'inizio del quarto, è arrivato al gol con Palermo, con un risultato che adesso mette le due squadre, ma soprattutto il Catania, nelle condizioni di poter gestire e soprattutto trovare quello slancio iniziale, mentre ci prova Lubistani, pallone all'indietro, la giocata per Forchignone, il gol di Forchignone con Rizzo, lo scambio nella velocità con Forchignone, poi il passaggio per Rizzo e con un davvero fulminante 1-2 al 51esimo minuto. Il Catania, quando era pronta un'altra sostituzione, fa esplodere la curva della formazione rossazzurra. Il gol di Rizzo dopo il tocco di Forchignone. Guardate come i giocatori finalmente si abbracciano. Lubistani, abbiamo parlato di lui, lo scambio, prima Forchignone, lo scarico su Rizzo e poi il sinistro di Rizzo. Che bella giocata quella di Lubistani, ne ha indovinata una, anche Forchignone le aveva sbagliate tutte nei primi 45 minuti. Rizzo invece col suo sinistro, tra l'altro, non sbaglia e mette il pallone in fondo al sacco. Vedi Angelo, le grandi squadre sono così, anche nei momenti peggiori riescono a tirare fuori qualcosa in più, qualcosa che va oltre la classe, qualcosa che va oltre la logica, e messa dentro tanta cattiveria, mentre il Trapani è rimasto negli spogliatoi, Angelo. Impossibile una squadra che sta vincendo 1-0 a Catania che non inizi un secondo tempo con grande attenzione. Ma anche perché abbiamo detto Lubistani non scende mai in profondità e invece è arrivato fino al fondo, ha messo un pallone perfetto per l'inserimento di Forchignone, che ha controllato all'interno del rigore, non ha scagliato il tiro, ha preferito invece lo scarico corto per Rizzo, e poi il sinistro di Rizzo che non ha lasciato pregiudizi per nessuno e soprattutto lo ha visto incassare alle sue spalle Elia Summa per il gol del 2-1 e la sostituzione di cui ci parla Marco Carri, tutto in 2 minuti. Entra Chiarella al posto di Forchignone, era un cambio già preventivato prima del gol di Rizzo. Si attendeva la decisione di Ferraro, che è arrivata ovviamente subito dopo la rete del vantaggio del Catania. Esultanza di tutta la panchina, tantissimi abbracci e tanta voglia di dimostrare che il Catania è questo, quello che si è visto nei primi 6 minuti di questo secondo tempo. Giustamente, come hai sottolineato tu, il Catania è tornato dopo il break in campo con motivazioni completamente diverse, e quei due che avevano probabilmente giocato una partita non perfetta sia tra le fila del Catania. Nel frattempo c'è un cartellino giallo, stavolta proprio per Margiosu, fallo tattico davanti agli occhi del direttore di gara. Da lì è invece scoccata la prima volata sull'interno dell'area di rigore da parte di Lubistani. Il pallone per Forchignone che le aveva sbagliate, ma non il tiro che aveva probabilmente già portato in vantaggio il Catania nei primi 45 minuti, quel gol non convalidato dal direttore di gara, che ha preferito invece lo scarico breve, e poi il sinistro di Rizzo che ha mandato in visibile sotto la curva nord della Catania. 2 gol nell'arco davvero di 120 secondi. Ma il ragazzo deve fare questo, Lubistani deve creare delle situazioni di superiorità numerica andando sempre in sovrapposizione a Forchignone e a Palermo. Era rimasto tutta la partita bloccato, timido, non verticalizzava mai, probabilmente nell'intervallo il mister lo ha catechizzato a dovere. Altro giallo, però stavolta arriva per l'autore del primo dei 2 gol del Catania, arriva per Palermo, e quindi altro cartellino su altro fallo tattico. Stessa lettura, guardate, Palermo, l'intervento, netto ritardo rispetto al pallone, blocca così il tentativo di avanzata di Tanasil Kosovan. Giallo inevitabile, come inevitabile era stato quello di prima per
Federico Margiosu. Calcio di punizione per il Trapani. Adesso davvero la partita può assumere una lettura completamente diversa. Col sinistro Kosovan va praticamente a fare felice i tifosi della curva sud, che adesso si stanno prendendo gli ultimi raggi di sole che intercettano la tribuna B, la tribuna dei tifosi della Trapani e parte della curva sud, in una giornata che di invernale ha poco sotto il profilo della luminosità. E adesso davvero anche del risultato per i tifosi della Catania. Inserimento a sinistra di Chiarella, buono lo stop di Chiarella, il gioco di gambe di Chiarella all'interno della rigore, poi si allunga troppo il pallone col sinistro, campo che gli finisce, palla fuori, ha fatto tutto bene Marco, ma poi il pallone gli è rimbalzato sull'esterno della scarpetta, non lo ha più addomesticato, ha preso la via del fondo. Adesso ci aspettiamo un'altra partita, Carlo, perché il Trapani ha atteso il Catania sul risultato di 0-0, lo ha trafitto con ripartenze, però adesso la situazione è invertita. Attenzione perché Lorenzini si prende il giallo. Adesso dobbiamo evitare di non finire questa partita in inferiorità numerica, anche perché insomma ruoli importanti, è direttore di gara che di cartellini ne ha già estratti più di alcuno in questa partita. Un arbitro che con quello di oggi ha fischiato 15 calci di rigore, con uno score del direttore di gara che nelle partite dirette in Serie D è di 24 vittorie per le squadre di casa, 14 pareggi, ma 16 sono le affermazioni per le squadre che ha diretto in trasferta, mentre c'è un colpo di testa all'interno dell'area di rigore, si fa a spallate all'interno dell'area di rigore il movimento di Musso, poi arriva Lodi, mette la palla oltre la linea del fondo. Quella di oggi per Felipe Salvatore Viapiana è la nona partita ufficiale del girone I ed il bilancio era praticamente finora in perfetto equilibrio, 3 vittorie casalinghe, 3 vittorie esterne, mentre battuto il calcio d'angolo da parte della Trapani, pallone, ma c'è una posizione comunque irregolare, almeno 3 giocatori, l'arbitro lascia correre perché la sfera arriva direttamente tra le braccia di Peters. Dicevamo 3 vittorie casalinghe in questo girone I, 3 successi esterni e 2 pareggi sono lo score. Nella sua carriera ha estratto prima di questa gara oltre 260 cartellini gialli, 21 rossi, e tanti di questi sono diretti perché sono stati soltanto 7 i doppi gialli, e quindi è arbitro che quando vuole sa usare anche le maniere particolarmente forti all'interno del rigore. Attenzione, c'è il Trapani, pallone giocato, non dobbiamo distrarci, arriva Rizzo, l'autore del gol, che adesso diventa praticamente un difensore aggiunto. Trapani che adesso prova ad imbastire, prova a fare la partita, prova a fare la gara. Carboni sulla versante di destra del campo, scodellato al centro, salta tra 2 avversari, Castellini la allontana. Perfetta la diagonale di chiusura di Rapisarda. Che bravo che è stato in questa circostanza, e poi Rapisarda arriva con i tempi giusti, lo stop e poi allontana, mentre ultimo tocco è stato di Marco Palermo e quindi riprende le operazioni di gioco Margioso con un calcio d'angolo. La bandierina è quella a ridosso della tribuna del Catania, quasi alle spalle, di fianco agli ultimi della curva sud, battuto con uno schema, appoggio per Kosovan. Kosovan prova a mettere il pallone di sinistro, non ne approfitta di un
servizio e poi può partire il Catania da solo, una partita di ripartenza con Sarno avanza palla al piede, Sarno viene recuperato, però Sarno incredibile, la giocata era da solo, aveva 2 metri di vantaggio, è stato recuperato sulla corsa e poi c'è un infortunio per il numero 30 della formazione rossazzurra che rimane dolorante per terra. La lunga rincorsa di Sarno si è fermata dopo 25 metri, si è infortunato Sarno, guardate, da solo Sarno oltrepassa cerchio di centrocampo, Sarno avanza, palla al piede, però che recupero importante è stato quello di Romano, poi Sarno, il gioco di gambe, l'infortunio per il numero 30 della formazione rossazzurra, peccato, ma bravo Sarno, ma più bravo Flavio Romano. È la seconda volta che il Trapani si fa cogliere di sorpresa in una ripartenza da una situazione di vantaggio loro, cioè su calcio d'angolo a favore, non ci sono state le marcature preventive e si è aperta una prateria. È incredibile come il Trapani sia rimasto dentro gli spogliatoi. Marco Carli da bordo campo per avere indicazioni, perché mi pare che Sarno non ce la faccia. Esatto, era già alle liste il cambio fra Russotto e Sarno, ovviamente dopo l'azione di Sarno e questo infortunio che non sembra gravissimo, che però probabilmente mi pare che sia un problema muscolare. Esatto, è un problema muscolare, ma chiaramente già preventivato il cambio fra Russotto e Sarno che avviene in questo momento. Nel Trapani stava per entrare Catania al posto di Cangemi, per ora operazione congelata, vedremo se succederà nel proseguo della partita. Intanto tanti applausi per Sarno, autore del cross per il primo gol di Palermo, e l'ingresso di Andrea Russotto in campo. Mi dicono dalla panchina del Catania che per quanto riguarda Jefferson dovrebbe trattarsi di stiramento, però chiaramente indagini insomma un po' più approfondite verranno fatte nella serata di oggi e nella giornata di domani. Anche Sarno sembra abbia avuto delle conseguenze all'adduttore, questa è la sensazione che abbiamo avuto avendo visto la borsa di ghiaccio dove è stata collocata, potrebbe essere meno grave. Bravo, perché vedere un giocatore che esce per un infortunio muscolare in barella mi fa preoccupare sicuramente di più, mentre Sarno insomma sulle sue gambe. Bisogna dire che Sarno è reduce da qualche settimana di stop in cui è stato impiegato un po' meno, quindi magari le sue condizioni fisiche non erano al meglio. Lo scatto però era stato importante, è entrato Andrea Russotto al suo posto, uscito Sarno. E questa davvero è la percezione di una squadra che ha davvero non ha panchina il Catania, no? Perché esce Sarno, Jefferson e Forchignone, entrano Russotto, Chiarella e De Luca, cioè, capirai, è un'altra squadra e proprio per questo motivo il Catania deve giocare le partite da formazione che non ha una squadra titolari, ma francamente ne ha almeno 2, perché se provi a fare il peso e la misura non trovi forse differenza tra chi entra e chi esce. Ma intanto il Trapani stava per essere imbucato ed è questa la nuova lettura tattica della partita che dobbiamo affrontare anche con Carlo Breve, perché è normale che il Trapani, dovendo cercare di forzare sull'acceleratore e cercare di guadagnare metri, è la partita al contrario rispetto a quella che abbiamo visto nei primi 45 minuti. Lì deve essere bravo il Catania e chissà, la velocità di De Luca potrebbe essere probabilmente una soluzione, perché su queste palle perse potrebbe partire De Luca e finalmente convalidare le aspettative che abbiamo su di lui. È ovvio che da quando è entrato francamente ha fatto vedere poco, ma non ci sono state opportunità, ci sono stati 2 gol del Catania pronti via, queste 2 sberle, 2 sventagliate che sono arrivate alla squadra di Alessandro Monticciolo, che così come dice Carlo Breve è rimasta negli spogliatoi. Meno male per il Catania. Sicuramente, diciamo che adesso sia Chiarella che Russotto e De Luca con la loro velocità, con la loro rapidità potrebbero sfruttare gli spazi e le praterie che il Trapani sta offrendo in questo secondo tempo. Anche perché in questo caso, mentre attenzione c'è il Trapani in possesso di palla sulla versante di sinistra
del campo. Va a chiudere comunque in maniera intelligente Andrea Russotto, che è diventato praticamente il quinto difensore sulla linea più vicina alla porta difesa da Beters. Ancora una volta il Trapani con Pipitone, non ha operato sostituzioni finora, però la squadra tecnico Monticciolo, e lì potrebbe probabilmente trovare energie fresche negli ultimi 20-25 minuti di questa partita, nel tentativo di recuperare lo svantaggio. Si è passati da una posizione di svantaggio della Catania al pareggio a distanza di 120 secondi, il vantaggio per la formazione rossazzurra, che adesso a centrocampo c'è un fallo da parte di Cangemi, l'arbitro vede tutto, ai danni di Rizzo, goleador di questa partita, mentre un saluto a tutta Trapani e la risposta che arriva dalla curva nord della Catania, questa città meravigliosa che noi amiamo particolarmente, paesaggi completamente diversi di una Sicilia che vorremmo davvero più vicina a livello non tanto chilometrico quanto di servizi. Peccato. C'è intanto Francesco Lodi che batte il calcio di punizione e salta Russotto, rimpallo che lo aiuta, attenzione all'interno dell'area di rigore, Palermo prova a scaricare, lo fa con un attimo di ritardo, favorisce perciò l'azione di ripresa delle operazioni di gioco da parte della Trapani. Lorenzini controlla che tutto sia sotto ordine con Musso, scarica su Beters con i piedi, Beters poi sull'altro fronte con Rapisarda, cercava il dai e vai all'indirizzo di Chiarella, che si era creato lo spazio, non gioca così esterno Chiarella, gioca in una posizione un po' più interna, prova a fare anche densità nella linea di centrocampo, ma sull'altro fronte attenzione, può partire il Trapani, siamo sulla corsia di sinistra, gioca Kosoman, prova a mettere un pallone al centro, respinto con la schiena, rimessa con le mani proprio sotto quello striscione Sinisa, Catania, Tionora. E adesso attenzione perché il Trapani all'interno dell'area di rigore, l'uscita di Beters che evita il contatto con il portatore di palla, fa bene Beters, Lorenzini che controlla e Beters che non si lascia ingolosire dalla tentazione di andare sul piede d'appoggio, sarebbe stato un calcio di rigore, aspetta che compagno e soprattutto la buona sorte lo aiuti, calcio d'angolo battuto dalla Trapani, attenzione perché adesso il Trapani sta cercando di accorciare anche le distanze, non soltanto numeriche ma anche quelle di gioco e di campo. Lorenzini di testa non allontana il Catania, svirgolato il pallone con ancora un intervento che però viene perfezionato da Rizzo per Russotto, sta giocando una grande partita Rizzo, intelligente Russotto che rallenta un attimo e consente a Gonzales di andare sul suo piede d'appoggio, si stampa un altro cartellino giallo per Gonzales e qui l'intelligenza di Russotto non ha visto nessuno, i compagni di squadra pronti a scattare, ha detto metto un attimo, freno a mano, guardate il doppio passo di Russotto, per un attimo ha rallentato, non ha scaricato subito, Gonzales è arrivato come un treno, si è beccato il cartellino giallo senza giustamente protestare. Diciamo che la scelta oggi di Palermo ha premiato sicuramente Ferraro. Palermo diciamo che secondo me tra i migliori in campo, sì, determinante in tutte le situazioni più pericolose del Catania. Calcio di punizione, lo batte Lorenzini, lo spedisce però dove c'è la maglia arancione di Elia Summa, recupera il pallone Summa e adesso si fanno sentire ancora di più i tifosi del Catania. Lorenzini in anticipo come un francobollo sulla posizione più avanzata da parte di Mascari, poi a centrocampo Lodi prova a lanciare la possibilità per Chiarella, una finta di Summa, poi ritorna sul pallone il numero 1 della squadra del Trapani che fa ripartire Pipitone al cerchio di centrocampo. Rizzo, che giocata la sua, che partita,
davvero leader di questo centrocampo. Francesco Lodi con calma adesso può amministrare. Lubistani cambia gioco dalle parti di Rapisarda, poi all'indietro cercando Castellini, sciabolata di Castellini da un fronte all'altro del campo, lo stop di petto di Andrea Russotto, il gioco di gambe di Russotto col sinistro, poi ancora su Russotto, non lo fermano neppure con le sventagliate, ma l'arbitro dice che non c'è fallo e comanda soltanto la rimessa con le mani. Prima sostituzione tra le file del Trapani, Marco. Esatto, ed è quella che abbiamo preannunciato in precedenza con l'uscita di Cangemi e l'ingresso di Francesco Catania per il Trapani, con appunto questa sostituzione che era già prevista da circa 10 minuti e che si è concretizzata in questa fase dell'incontro. Esce Cangemi che è stato impiegato in una posizione di interno. Francesco Catania è più un'ala, più un giocatore esterno, gioca più a destra quando può, e quindi con ogni probabilità cambiamo anche sistema di gioco. In questo caso probabile che adesso proprio Catania vada a collocarsi sul versante più esterno e diciamo diminuisca la densità lì in mezzo al campo. Monticciolo che passi con una sorta di tridente offensivo, perché sposta a destra Mascari, a sinistra potrebbe a quel punto a piede invertito giocare Catania. Catania è un giocatore più offensivo rispetto a sì. Cangemi, perché Cangemi è una classica mezzala che oggi è stata adattata in questo ruolo di trequartista, ha preso proprio il posto di Cangemi ma con qualità più offensiva. Russotto nel frattempo, il pallone che spiove all'interno dell'area di rigore, viene chiuso, poi acrobaticamente arriva Summa, si era fatto vedere ma non aveva cercato lo spazio De Luca, e lì probabilmente devi anticipare la giocata del compagno e muoverti prima del difensore. Attenzione, Francesco Lodi che praticamente va a rubare un pallone, poi interviene Summa, glielo schioda dai piedi senza commettere fallo. E attenzione perché può ripartire il Trapani, adesso la partita si è aperta con Kosovan, una serie di rimpalli, poi interviene Romano, la rimessa con le mani, giocata subito a beneficio di Pipitone, siamo al cerchio del centrocampo, prova poi Bruno De Pace, mettere palla avanti, apertura sul fronte di destra per il capitano Carboni, palla al centro e l'area di rigore, incredibile salvataggio di Lorenzini, vale un gol questo intervento di Lorenzini che è andato praticamente al minuto 73esimo ad intercettare un pallone, mentre nel frattempo De Pace commette fallo sul Palermo. Parla anche il tecnico Giovanni Ferraro, ma rivediamo l'azione, guardate l'apertura del capitano, poi il tocco incredibile e con Lorenzini che davvero Kosovan va praticamente a chiudere sul portatore di palla. Tensione alta nella panchina del Catania. Marco? Tensione che ci sta per il momento che si sta vivendo, chiaramente. Intanto potrebbe entrare Di Grazia fra poco nel Catania, si sono confrontati adesso Zeoli e Ferraro per capire appunto come registrare in Catania in questo caso. Certo, tensione sì, soprattutto quando il Trapani si fa vedere lì davanti, si chiede molta attenzione alla linea arretrate, si fanno molti applausi per il centrocampo del Catania che questa partita se la sta giocando benissimo. È stato Castellini l'autore, diciamo, del coccodrillo, che ha praticamente intercettato il tiro a distanza ravvicinata. Applausi nel frattempo per l'uscita di Betters che praticamente libera il Catania da un'azione pericolosa in chiave offensiva e stronca questa opportunità per il Trapani. Rizzo sta giocando una partita perfetta, numero 18 della formazione rossazzurra, autore del gol di questa partita. Adesso Rapisarda vince un rimpallo, poi serve
Russotto, il passo di Russotto che mette praticamente a sedere il capitano del Trapani, pallone al centro e ancora una volta anticipo sul tiro di Russotto e anche qui De Luca è stato bravo Carbone, ha stato preso bravo Carbone. subito posizione su De Luca ma lì devi forse e ha coperto l'attaccante bene il primo palo, probabilmente lì De Luca deve fare quel mezzo passo in più, è la seconda volta. o magari staccarsi per dare una soluzione dietro. Rimessa con le mani a favore della Catania con Lubistani, Lorenzini, Castellini. Ottima finora la prova nei secondi 45 minuti dei due centrali difensivi della Catania. Un rimpallo che poi porta ancora una volta Rapisarda, che sta giocando davvero una partita al pari della sua fama che lo ha condotto fino all'ultima di campionato qui a Catania. Ha avuto soltanto una partita di flessione Rapisarda, però le ha giocate tutte e adesso sta tornando ad essere quel giocatore dirompente sulla corsia di destra. Ovviamente in bocca al lupo a Sarno e in bocca al lupo anche a Jefferson, tutti e due problemi muscolari, forse più serio quello di Jefferson, anche quello di Sarno. E adesso c'è un'altra sostituzione, Marco. Esatto Angelo, come vi avevamo detto è il turno di Grazia che prende il posto di Ciccio Lodi nel Catania. Vediamo, credo che ci saranno anche gli applausi per il capitano infatti del Catania che abbandona il campo al suo posto di Grazia, che va a far compagnia a Palermo e Rizzo nel centrocampo del Catania. Dalla parte del Trapani sta per entrare con il numero 70 Santapaola, che è uno dei nuovi acquisti del Trapani, è arrivato dal Siracusa e che sta per entrare in questo momento in campo al posto di Marigosu. E quindi cambiamo anche qui, ma uomo per uomo, perché Marigosu comunque rimane un centrocampista come lo stesso Santapaola. Ovviamente bisogna testare anche il nuovo entrato, mentre Francesco Lodi si prende gli applausi ovviamente del pubblico dello Stadio Massimino. Ha giocato una buona partita oggi il capitano della Catania, forse ci teneva a concludere questa gara, ma adesso ovviamente non ha potuto che applaudire anche alle indicazioni che sono giunte dalla panchina e poi prendersi ovviamente gli applausi del pubblico di Catania. Momento per Di Grazia, sono 12 minuti più recupero, un centrocampo più muscolare, un giocatore in grado di poter recuperare parecchi palloni e quindi occasione per lui che quest'anno ha avuto poco spazio. Sì, pochissimo spazio per Di Grazia. Adesso ovviamente è il momento di fare legna, come si suol dire, cercare di non andare troppo per il sottile, ovviamente mantenere energie e concentrazioni. È giocata sontuosa di nuovo di Castellini, sì, che con grandissima autorevolezza esce con palla al piede fuori dall'aria. C'è Russotto che prende la sventagliata di Rizzo, che si prende anche le misure alla Lodi per questi palloni che tagliano il campo in due. Adesso può partire invece il Trapani, avanza, palla al piede con la possibilità di andare a cercare la profondità con Kosovan, ma perde palla. Riparte il Catania sulla fascia di sinistra del campo, attacca invece il Trapani, si lotta a centrocampo, però non spunta da nessuna parte. Lì c'è un signore che si chiama Rapisarda, scarpette arancioni e finora è una specie di semaforo rosso all'indirizzo degli avversari. De Pace non sa che fare il pallone, lo serve al capitano Carboni, ancora De Pace, e adesso il Catania che pressa alto e non permette lo snodo della manovra del Trapani. Tutto grasso che cola per il Catania ovviamente, e adesso pressano alti. E se questo era l'indirizzo sul piano del gioco, Russotto, il servizio per il calcio di rigore che non c'è
su De Luca, dice l'arbitro. Assolutamente la giocata di Russotto, e ancora una volta De Luca che non mi sembra per niente incisivo. È un giocatore che andrebbe, diciamo, fatto ritrovare, perché da lui ci aspettiamo altre cose rispetto a questi tocchi di piuma di struzzo, rispetto a quelle che sono invece le giocate determinanti di un attaccante. Sicuramente ci aspettiamo molto di più, ma in questa fase devo dirti che veramente il Trapani, se io fossi l'allenatore del Trapani in questo momento, Non c'è niente. li farei tornare a piedi a Trapani, perché è un secondo tempo indecente, con tanta superficialità, con tanta leziosità. Sul campo della capolista non ti puoi permettere di entrare nel secondo tempo con questa poca attenzione, ecco. Diciamo bravo pure- il Catania ad approfittarne e a ribaltare il risultato in una partita che si era dimostrata parecchio complicata. Esattamente, e di contro però è stato una Catania che è entrato in campo con i giri giusti nei secondi 45 minuti, con le giuste convinzioni, con le giuste determinazioni e anche con le giuste giocate. È andato a trafiggere 2 volte la porta di Summa. Se abbiamo concluso il primo tempo dicendo che il Trapani era meritatamente in vantaggio, non possiamo non sottolineare come adesso il Catania sia strameritatamente in vantaggio nei confronti della Trapani. Nel frattempo squadra di Monticciolo che prova ad affondare i colpi, mentre vedo ai box con i motori scaldati Marco Carli. Sì, perché c'è stato il cambio, perché è entrato Mangiameli con il numero 73 nel Trapani al posto di Flavio Romano, che dunque ha abbandonato il campo. E Monticciolo, vi dico che per la prima volta in questo secondo tempo ha tanto urlato nei confronti dei suoi, soprattutto per qualche disattenzione, tipo l'ultima che ha portato all'occasionissima per De Luca e il contrasto in area. Quasi impeccabile comunque la partita di Flavio Romano. È stato praticamente collocato a francobollo su Sarno e lo ha comunque amministrato bene. Russotto è entrato con le giuste motivazioni in questa Come partita. sempre, Angelo, come Sì. sempre. Russotto quando entra spacca la partita, è determinante, salta l'uomo facile nell'uno contro uno. Quando le squadre si allargano e lasciano spazi, lui è un giocatore devastante. E poi, se mi permetti, è duro e cattivo nel senso atletico del termine. Lasciatemelo passare, è uno che praticamente comunque fa pesare anche l'energia emotiva, e mi sembra che davvero sia un giocatore che timbra il cartellino sempre con ottimi profitti quando è chiamato ad entrare in campo a partita iniziata. Non ce la fa il Trapani a varcare la linea di metà campo, anche perché vorrei che Carlo parlassimo anche di un atteggiamento diverso del Catania in questi secondi 45 minuti, perché è una squadra che comunque attacca alla profondità, una squadra che va a pressare il portatore di palla, lo pressa basso. Se avessimo visto questo Catania 4 giorni fa avremmo sicuramente parlato di un'altra partita e di un altro risultato, e invece è un Catania che evidentemente ha avuto una dose importante. Ma il gol di Palermo, Angelo, è stato determinante dal punto di vista mentale, ha sbloccato la squadra che stava soffrendo questa situazione, e sicuramente con il gol del pareggio di Palermo c'è stata la svolta. Catania che adesso prova a cercare il gol che potrebbe definitivamente mettere in cassaforte il risultato. Prova proprio Palermo, una sforbiciata che serve più ad alleggerire il carico difensivo della Catania, fa ripartire con le mani il Trapani. Adesso la gioca con Gonzales, lo scambio per Carboni col destro rallenta un attimo, poi Scodella a ridosso della linea che demarca l'area di rigore, arriva Gonzales, un rimpallo, poi bella giocata in anticipo sul giocatore
argentino. Poi si riparte da dietro con De Pace che avanza, palla al piede, scavalca il centrocampo. Castellini, che giocata oggi la sua, 2 interventi da 7,5 in pagella. Lorenzini scarica dietro, sì, perché lo stava rincorrendo Mascari, poi al cerchio di centrocampo. Adesso la densità della Trapani con Musso, ma ancora una volta la bella giocata della Catania che cerca stavolta la rincorsa sempre del 27 della formazione rossazzurra. Russotta al cerchio centrocampo, poi Rizzo, magistrale il numero 18 della Catania. Rapisarda scodella lungo a cercare la rincorsa di De Luca, che prova l'attrito dei tacchetti sul terreno di gioco, ma in questo caso gli rubano il tempo, il pallone si perde in profondità e quindi c'è poco da fare se non aspettarsi la rimessa con le mani, mentre c'è area di sostituzioni tra le fila della Catania. E quindi Marco, ancora per te c'è la possibilità di dirci chi entra e chi uscirà. Esatto, sta per entrare Ferrara. Intanto vi dico che in panchina è rimasto qui Sarno, che sta scherzando con gli altri componenti della panchina. Attenzione perché pallone scodellato, però troppo profondo, era un taglio a cercare Russotto. Torno a te, vai. In questo momento si è messo anche in piedi Sarno ad applaudire i suoi compagni, per cui insomma diciamo che le sue condizioni sono buone. Intanto entra Ferrara al posto di Rapisarda e lui si prende anche lui la sua bella dose di applausi. Francesco Rapisarda, tornato titolare, è tornato il Rapisarda che conosciamo. Bella partita la sua, tutta energia, concentrazione, scatto. Adesso dobbiamo fare lavorare meglio quella che potrebbe essere la nuova intesa con Sarno, augurandogli ovviamente di recuperare lo smalto delle prime giornate di questo campionato e soprattutto smaltire questo infortunio muscolare che non sembra poi così serio da quello che ci dice Marco Carli, che se lì che scherza. È un sollievo per tutti. Di testa è cambiata la linea dei difensori quindi del Catania, perché Castellini si è andato a mettere a destra. I 2 centrali a questo punto sono Ferrara e Lorenzini, e Lubistani, che ovviamente oggi ha fatto una cosa importante, poi per il resto è andato diciamo facile a fare le cose non complicate. Adesso deve mantenere la concentrazione perché il Catania è in vantaggio per 2-1 in questa importante stracittadina siciliana tra Catania e i cugini del Trapani. Trapani che ha giocato davvero una bella partita nei primi 45 minuti, poi si è sciolta sotto i colpi di macete della Catania, che ha messo in campo ovviamente probabilmente il meglio del repertorio e che dimostra ancora una volta come Ferrara a disposizione non una Ferrari ma una Lamborghini di questo campionato. Trapani sul settore di sinistra del campo, arriva Castellini che ha giocato oggi una partita perfetta sia da centrale sia da portiere a un certo punto, sia da coccodrillo sia anche da giocatore che si è guadagnato la palma dei migliori sicuramente di questa gara. Qui vicino alla nostra postazione c'è Alessandro Vagliasindi come al solito, e ad Alessandro poi chiederemo chi sarà, anzi non ve lo sveleremo, il migliore di questa partita, e poi lo scopriremo domani nella partita la nostra partita finale di fine anno di corner. Ma attenzione, nel frattempo c'è il Trapani che batte il calcio d'angolo battuto, spiovetta all'interno della rigore, poi fortunatamente per il Catania arriva con i tempi sbagliati Carboni, mette la palla alta, il calcio d'angolo di Santa Paola, e poi capitano del Trapani che mette pallone alto sulla traversa. Carboni, autore di questa girata, tempo sbilanciato, e ci dicono che ci sono
Marco, i minuti di recupero mi Sono confermi? 5 minuti di recupero, 5. Altri 5 minuti per ovviamente incrociare i destini di questa finale di campionato tra un tabellone che ha previsto all'ultima d'andata e ovviamente all'ultima del girone di ritorno una partita tra due squadre che sono partite ovviamente con il rango Catania di favorita, ma sicuramente il Trapani non seconda a quello che poteva essere il gruppone di 2 o 3 formazioni che potevano insediare il percorso della formazione rossazzurra. Momento di flessione intermedia nel campionato per il Trapani, poi l'arrivo di Monticciolo, ma soprattutto una serie di risultati utili e poi una squadra che comunque ha tra le fila giocatori di buona esperienza, di buona tecnica e di buona determinazione. Siamo all'altezza del cerchio di centrocampo con Carboni, poi lo scarico a destra, Lorenzini svetta di testa, salta a tutti, arriva Rizzo, Russotto dà praticamente un dai e vai a De Luca che incredibilmente, mamma mia, questo ragazzo davvero deve trovare la dimensione dell'attaccante, perché se si è convinto che non può giocare da esterno adesso probabilmente deve rivedere anche le sue condizioni sul fronte offensivo. Ma che giocata quella di Russotto, Giocata sontuosa di Russotto, e qui De Luca deve dare la palla a Chiarella che fa gol a porta vuota, ecco. Purtroppo oppure fa un cucchiaio, l'egoismo dell'attaccante lo ha portato a cercare di far gol lui, ma non è nelle migliori condizioni, che si vede. Giocata di prima intenzione di Russotto che sta facendo uno show a tutto campo sulla versante di sinistra, supera tutto anche e tutti, anche se stesso. Poi arriva Palermo che ha praticamente una maglia che disegna la fatica in campo, gli scivoloni e anche il gol che ha realizzato al minuto 49esimo sull'assist di Sarno. Ma attenzione, perché c'è il Trapani, mamma mia la botta da parte di Gonzales, rimbalza davanti all'area di porta. E lì una di tiratina Peters, d'orecchie a sì. De Luca, perché le partite si devono chiudere, sono sempre agli impiedi, nonostante Esatto. il Trapani è stato veramente scandaloso nel secondo tempo, ma è ancora vivo e può mettere paura ancora al Catania. Se avesse chiuso la partita non ci sarebbe stato più spazio per questo patema. C'è il calcio d'angolo, siamo al terzo minuto dei 5 concessi di recupero. Dalla bandierina di destra il pallone che spiova all'interno del rigore, ancora una volta lo può amministrare il Trapani, può uscire di contro con Chiarella il Catania, lancio all'indietro, alleggeriamo la pressione offensiva. Chiarella che rincorre il pallone, bravissimo, ma comunque nella lettura e nell'interpretazione di questa fase di partita, di questa fase di gara. Poi era arrivato anche Lubistani a dare manforte, gli rubano il pallone, ma quello che è importante è che il Catania alleggerisca la pressione da parte della Trapani. Potrebbe cercare il colpo di Reni partendo da Pipitone che adesso apre un'azione con Rizzo, no, con Lorenzini, una muraglia cinese quella centrale del Catania. E adesso arriva il funambolo Andrea Russotto, avanza, palla al piede, non lo fermano, Andrea Russotto viene frenato prima dell'ingresso in area di rigore. Davvero da mal di testa, dategli una moment a quel povero ragazzo a Santa Paola, perché il povero Santa Paola oggi va via da qui, è entrato in un momento della partita in cui aveva davvero l'interlocutore peggiore nella migliore giornata. Ma si sa, Angelo, che i cambi del Catania sono i cambi che sempre spaccano la partita. Il Catania ha due squadre, una migliore dell'altra, e chiaramente nei secondi tempi ha chiuso tante partite proprio per la facilità dei cambi che mettono c'è la il calcio squadra di in punizione condizione di Andrea poter Russotto, chiudere le da lì può anche tirare in porta direttamente. Ci ha provato Russotto, poi
pallone che viene rimpallato e finisce la partita. Un sospiro di sollievo per il Catania, una vittoria strameritata per la conduzione dei secondi 45 minuti ad opera della formazione rossa-azzurra, che è salita in cattedra nel secondo tempo dopo aver cercato di fraseggiare nei primi 45 minuti con il gol di Kosovan, che ha battuto l'estremo difensore Peters sugli sviluppi di un calcio di rigore. Poi il Catania, dicevamo, dopo aver protestato a lungo per la mancata concessione di un gol su un pallone che probabilmente era entrato sul primo tiro di Forchignone, Catania che invece è salito in cattedra nei secondi 45 minuti e dopo 4